Sì, 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 per l'IMU. Non si sa quando pagare, dove pagare. Bravissimo. Lo sa tutto, vedo che sa tutto. È un problema comune. Comune agli anziani soprattutto. Per l'IMU Che cosa le hanno detto? è di pagarlo dentro il 24, però è una cosa che comincia a stancare tutti, Se come pare il governo non concederà una proroga, venerdì prossimo scadrà il termine ultimo per il pagamento della mini IMU e della maggiorazione della TARES nei comuni che non l'hanno accorpata al pagamento della TARSU o della TIA entro il 16 dicembre. Per la tassa sulla prima casa c'è da dire che mediamente gli importi sono modesti, ma confusione e caos regnano sovrani, disorientando i cittadini. È vero che gli importi sono molto contenuti, però il fatto di non sapere come e in questi ultimi giorni di essere chiamati, rivolgersi ai CAF, al commercialista o comunque di andare al proprio comune, fare code eccetera, è una situazione veramente ingestibile, e soprattutto perché spesso sono coinvolti gli anziani, che sono persone che magari di queste cose ne capiscono poco, ma addirittura anche gli addetti ai lavori abbiamo visto che in questo momento si trovano in gravissima difficoltà. Cittadini confusi dunque, ma anche arrabbiati e, come succede nel nostro paese, rassegnati a pagare, presi d'assalto i CAF e gli sportelli dei comuni. Questi giorni abbiamo avuto una affollatissima coda di persone, soprattutto anziane, preoccupate per questa questione dell'IMU, che credo che una cosa più scandalosa non si poteva fare. Un'affluenza superiore al normale si è registrata in questi giorni anche in banca e alle poste per il pagamento della tassa. In coda alle poste per pagare la mini IMU. Ha avuto problemi per capire questo pagamento, questa tassa? No, è stato abbastanza semplice perché il sito del comune è abbastanza chiaro e anche veloce. Sotto i 12 euro non si paga e quindi sono esente. Qualcuno, fra tanti confusi e incavolati, si frega le mani per essere riuscito a fare tutto nel corso di una sola mattinata. Fatto tutto in mattinata. Difficoltà particolari non ne ho trovato. Perché si dice, e poi alla fine va risolto tutto nel migliore dei modi.